Buongiorno a tutti, diamo inizio a questa conferenza stampa di presentazione del bilancio sociale 2010 del Parco Galileo. Quest'anno abbiamo ritenuto di svolgere questa presentazione direttamente proprio al Parco Galileo, anziché come negli anni scorsi in Camera di Commercio, a cui porto i saluti essendo uno degli azionisti del parco e l'azionista di maggioranza del parco, proprio per essere nel cuore dove vengono svolte le attività verso le imprese. Qui siamo al MATEC, che è il dipartimento che si occupa dei materiali innovativi e dei servizi per il trasferimento tecnologico verso le imprese, dello stato dell'arte, delle novità che ci sono materiali. Abbiamo deciso di farlo qui proprio per potervi farvi vivere anche la realtà di quello che il Parco Galileo sta facendo. Ringrazio il vicepresidente della Regione Veneto, l'onorevole Zorzato, per essere qui con noi. Abbiamo potuto tramite una breve visita anche fare vedere al vicepresidente questo tipo di realtà, delle cose che sta facendo il Parco Galileo, e ringrazio anche l'ingegner Del Fiore del Sensible Research Lab del Massachusetts Institute of Technology di Boston, di cui parleremo dopo per una nuova collaborazione che è nata. L'ingegner Malaguti, direttore generale del parco, parlerà poi nello specifico della presentazione del bilancio sociale 2010. Ringrazio anche gli ospiti, il presidente della CNA, Luigi Gastagli, e altri, il professor Stellini, vicepresidente del parco, e le altre persone in rappresentanza degli azionisti delle associazioni di categoria. E brevemente due considerazioni sulle attività del parco, che sono illustrate per quanto riguarda il 2010 in questo documento, che è l'8° anno che presentiamo, proprio per dare una evidenza sulle attività che il Parco Galileo fa verso le imprese e verso in generale il territorio, ma anche per illustrare il modo in cui si cerca di fare trasferimento tecnologico. Il parco sostanzialmente ha identificato nei servizi verso le imprese il proprio focus, servizi relativi appunto al sostegno della competitività, al cercare di aumentare la competitività delle imprese tramite il trasferimento tecnologico e l'accesso alle innovazioni e i vari campi. Due campi principalmente: quello dell'innovazione di prodotto e di processo, in cui si estrinsecano le attività che trovate qui nel bilancio sociale relative ai due dipartimenti principali del Parco Galileo, quello che si occupa dei nuovi materiali, di cui siamo per all'interno del MATEC, e il design industriale tramite la scuola italiana di design, ma anche altre divisioni di attività, quella che riguarda i servizi all'innovazione, al trasferimento tecnologico direttamente verso le imprese tramite l'Auditech, che è una divisione che ha lo scopo di fare questo tipo di servizi, cercando fondamentalmente il coinvolgimento di tutto il mondo delle associazioni di categoria, di rappresentanza delle imprese, particolarmente, ma non solo, quello del mondo del manifatturiero, perché tramite le associazioni di categoria chiaramente si può avere quell'accesso al mondo delle imprese che non sempre è scontato, e molto spesso anche c'è necessità di un'apertura culturale della piccola impresa verso la possibilità di aprirsi a nuove soluzioni che il mondo della ricerca e dei risultati della ricerca possono dare in termini di possibilità alle imprese. Le altre divisioni di attività di cui è illustrato nel dettaglio ciò che viene fatto sono le attività verso il
il mondo diciamo, della certificazione dei test di prova dei prodotti nella divisione del SIL, e le attività verso la nuova impresa, i progetti del BAN, cioè del Business Angel Network, che hanno il compito di cercare di accompagnare la nascita di nuove imprese innovative verso la ricerca di un sistema di investitori che possano, anche entrando nel capitale di questa impresa, dargli un supporto iniziale nello sviluppo della propria attività. Non ultimo, diciamo, in questo aspetto di attività è quello che il Parco Galileo si è proposto nel suo nuovo piano strategico triennale che è stato presentato la scorsa primavera, cioè quello di cercare di lavorare in rete con le altre entità che in Regione Veneto si occupano di innovazione, di trasferimento tecnologico, in una maniera sinergica, cioè vista anche la mancanza di risorse che ci sono per portare avanti questo tipo di attività, che sono attività prevalentemente di tipo, io le chiamerei quasi sociale, perché vengono svolte non a scopo di lucro, ma per cercare di aumentare il sostegno alla competitività delle imprese e a dare diciamo, un servizio. Visto, dicevo, la scarsità di risorse, si deve cercare di evitare duplicazioni o inefficienze, quindi cercare di lavorare a rete. Chi ha delle competenze si occupi di quel tipo di competenze, chi ne ha altre non dovrebbe diciamo, mettersi a fare cose che fanno altre entità. Quindi in questo senso stiamo lavorando, quindi diciamo esco, il cappello del Presidente del Parco Galileo, metto quello diciamo il tipo di Vicepresidente di Confindustria delegato all'innovazione e alla ricerca. Stiamo lavorando con la Regione Veneto, con l'Università, con l'Union Camere, per cercare di fare rete e sinergie riguardo a questa tematica in Regione, da cui dovrebbe uscire diciamo, una serie di mappatura di entità, di quali sono le entità virtuose che si occupano di trasferimento tecnologico in Regione. Sicuramente il Parco Galileo è una di queste entità e anche diciamo, come cercare di premiare, di valorizzare questo tipo di entità e soprattutto quelle che danno dei risultati nei rapporti verso le imprese. Qui in questo bilancio trovate molto di queste cose pratiche, cioè di risultati, diciamo, di rapporti con le imprese o con i centri di ricerca, non tanto mirate diciamo, al tema della ricerca, ma del trasferimento tecnologico, cioè dei servizi alle imprese. Questo credo che sia la cosa fondamentale in un momento in cui c'è bisogno di velocità nel poter ripensare le imprese, rinnovare i prodotti e cercare di trovare quegli elementi che possano sostenere il vantaggio competitivo o il ripensamento del vantaggio competitivo. Non mi dilungo oltre in questo tipo di considerazioni e lasciare la parola al vicepresidente Dozzato per un saluto e qualche considerazione riguardo alla sua visita al Parco Galileo di oggi, prima di entrare nel merito del bilancio sociale. Ringrazio il Presidente, ringrazio il Direttore per la visita, ringrazio tutti i soci che sono distribuiti in sala, ci sono ovviamente. Credo che sia opportuno, compatibilmente col tempo, perché si dice il mio mestiere, vedere in giro per il Veneto le nostre eccellenze, perché un conto è vederle anche se con visite come queste di questo mattino, un'oretta veloci ma in qualche maniera, e un conto è parlarne senza aver visto quello che fanno. Quindi io ti ringrazio perché ho visto cose che non immaginavo, perché credo che con i numeri esigui del personale che avete rispetto a quello che fate, almeno quello che io ho colto, ma soprattutto quando riempiamo la parola innovazione di contenuti veri, perché poi parliamo sempre che dobbiamo investire su, poi ci sono i fatti, e io oggi ho visto fatti. E ne cito due in particolare, uno mi ha colpito particolarmente, che tra l'altro uno mi fa da poco adesso,
cioè, gli studenti di questa scuola, cioè i formati in questa scuola di design che oggi formano i ragazzi del futuro. Credo che questa sia una cosa straordinaria, perché vuol dire che non è che che molto spesso attorno alla parola formazione abbiamo il dubbio che la formazione sia un modo per fare i corsi, c'è questa, qualche volta è che è vero. Qualche volta è anche vero. Beh, oggi ho visto invece che qua si fa formazione vera, perché se riusciamo a produrre qualcuno che poi forma il futuro, mi pare che è straordinario questo ciclo virtuoso. 2, ho colto che di fatto questa realtà è utile all'impresa. Perché credo che informare il mondo dell'impresa di cosa c'è nel mercato mondiale rispetto all'innovazione è straordinario. Quindi il tema mi pare di capire che più che sta qua a creare il prodotto, qua informiamo il nostro mondo di impresa di come può trovare il prodotto migliore per il problema che ha. Poi, con molta sorpresa, questo devo dirlo, ho notato che non è una realtà nostra, piccola, veneta, ma ho visto che si rivolge al Parco Galileo, direi il mondo dell'impresa. Ho visto marchi straordinari che si rivolgono a voi e che usano praticamente il risultato del lavoro di questa nostra nicchia di qualità per crescere. Mi pare c'è tutto. Colgo un messaggio anche del Presidente, mi permetto di dirlo, il tema non è solo perché siamo in periodo di vacca magra, il tema è perché è opportuno che chi si occupa di questo nel pubblico e in rapporto al pubblico lo faccia senza pestarsi i piedi. Ognuno che crea innovazione, invento, prendo il mondo di oggi, e che lo fa d'intesa, che sia università, che sia regione, che siano le note partecipate, che sia tutto ciò che è nato, deve farlo in qualche modo sviluppando bene quello che sa fare, senza bisogno di fare doppioni. Oggi ho visto che c'è un po' di unico e quindi mi complimento con voi e ascolterò volentieri tra l'altro la presentazione del bilancio sociale, che è altro elemento fondamentale, perché credo che anche dimostrare e anche su questo dar conto in maniera diversa sia un dato positivo che riscontra la nostra azienda, quindi vi ringrazio e sono contento per la vita che ho fatto oggi. Grazie onorevole Zozzato, oggi è anche l'occasione di presentare una cosa che ritengo molto importante per il Parco Galileo, ma per tutta la comunità locale e per le opportunità che potrebbe dare in futuro, ed è l'occasione di presentazione di una collaborazione tra il Parco Galileo e l'MIT di Boston, il Dipartimento Sensible City Lab, qui oggi rappresentato dall'ingegnere Dal Fiore. L'MIT ha scelto il Parco Galileo come un luogo per svolgere alcune attività importanti che possono avere una ricaduta territoriale non banale, collaborando con il Parco Galileo, e vorrei lasciare la parola all'ingegner Del Fiore per illustrare questa cosa che oggi presentiamo. Grazie. Dottore, non ingegnere, ma ho lavorato molto tempo con ingegneri, qualcuno mi scambia per ingegnere. Sì, allora qualche minuto per dirvi anzitutto chi siamo, cosa facciamo, perché siamo qui e che cosa ci puntiamo a fare insieme. Allora, chi siamo? Siamo un laboratorio relativamente giovane di MIT, fondato da un italiano, Carlo Ratti, nel 2004. Magari se riusciamo a scorrere le slide. È un laboratorio a cavallo tra urbanistica e Media Lab di Negroponte. È un laboratorio fortemente orientato all'ingegneria applicata alla città, ingegneria di nuove tecnologie digitali e sensoristica, che vengono innestate nella città attraverso nuovi mezzi di locomozione, attraverso tecnologie mobili quali palmari, cellulari e portatili, e attraverso la generazione di dati nuovi che ci consentono di comprendere meglio come funziona una città. Allora, le parole chiave: città, tecnologia, dati, sensori, interfacce, tempo reale e visualizzazioni. Come lavoriamo? Ci autofinanziamo attraverso un consorzio di imprese e pubbliche amministrazioni di tutto il mondo. Abbiamo un rapporto privilegiato con l'Italia, io stesso dopo molti anni all'estero ho deciso di ritornare in Italia, Carlo Ratti italiano viene spesso in Italia. Abbiamo lavorato con realtà importanti in Italia quali Enel, provincia di Firenze, il TIS a Bolzano, e Ducati Energia Telecom Italia e il Comune di Roma.
e anche per questo motivo ho deciso di contattare il Parco Scientifico Galileo e chiedere il mio insediamento all'interno del parco per svolgere una serie di attività di cui vi parlerò in un momento. Per chiudere la presentazione di chi siamo, vi do un paio di esempi di quello che abbiamo fatto nel passato recente. Questo è un progetto in collaborazione con il Comune di Roma e Telecom Italia, Repubblica e Trenitalia e altri enti. Abbiamo installato un grande schermo all'Eur a Roma durante la notte bianca in cui abbiamo visualizzato la città in tempo reale. Quello che vedete in chiazze azzurre è la presenza di persone anonimizzata, aggregata, rilevata dal traffico telefonico di Telecom Italia. In giallo sono i mezzi di trasporto in tempo reale, gli eventi sono dei pop-up, quindi notte bianca, tutta la notte di eventi, e la possibilità di misurare la reazione del pubblico rispetto a questa nuova opportunità del digitale portata dentro la città. Un altro esempio è quello che abbiamo fatto con Ducati Energia qui di Bologna e per il summit di Copenaghen un paio d'anni fa sul clima, e la città di Copenaghen abbiamo disegnato una ruota che l'abbiamo applicata ad una bicicletta, però potrebbe essere applicata ad altri mezzi di locomozione, per esempio le sedie a rotelle. Siamo stati contattati da aziende che fanno questo, che consente di fare stoccaggio dell'energia generata dalla pedalata e restituirla nel momento del bisogno, quindi una sorta di ruota ibrida che però comunica in tempo reale con il cellulare di nuova generazione collocato sul manubrio e consente per esempio di cambiare automaticamente marcia e raccogliere dati da sensori installati dentro la ruota, dati di inquinamento ambientale e dati di posizionamento, in modo tale che la bicicletta diventi un elemento che raccoglie dati sulla città, che ti dà energia e che entri in rete, per esempio in un social network su Facebook dove tu vedi dove sono i tuoi amici in bicicletta e lasci dei messaggi. Quindi ripensare la bicicletta come un ponte tra il mondo fisico e digitale e riposizionare il prodotto bicicletta verso un target più giovane. In conclusione, ho tentato di riassumere in questa slide le tipologie di innovazione che ci interessano. Anzitutto bisogna dire che siamo, forse ve lo siete accorti da queste due slide, un laboratorio anzitutto creativo, inventare qualcosa che non esiste, orientato all'invenzione futuristica, se volete, quindi non qualcosa che domani può essere messo sul mercato, ma richiede comunque un processo di validazione commerciale che comunque noi avviamo insieme ai nostri partner. Abbiamo lavorato con grandi multinazionali che ovviamente sono ben strutturati in questo. Invenzione di nuove tecnologie di che tipo? Allora, applichiamo una tecnologia esistente a un campo nuovo. Siamo andati dagli operatori telefonici e abbiamo detto: voi avete dei dati che si generano dalle torri telefoniche e sono i dati che misurano le attività, perché non utilizziamo gli stessi dati per vedere dove sono le persone in modo aggregato e anonimizzato e a fini positivi ovviamente. Evoluzione di una tecnologia esistente in chiave futuristica, quindi la bicicletta del futuro. Invenzione di una tecnologia nuova per il brand customer. Abbiamo per esempio lavorato con le ferrovie francesi rispetto a un'applicazione su iPhone che consente a chi utilizza il treno di vedere in ogni momento quanta CO2 sta emettendo, e quindi riesce a capire se si sta utilizzando il treno, se si sta andando a piedi, se si sta prendendo la macchina, e c'è un conteggio in tempo reale delle emissioni personali. Esplorazione delle frontiere tecnologiche per un problema ben definito. Qui abbiamo lavorato con l'Enel in un cantiere di una centrale nucleare in Slovacchia, e loro hanno detto: abbiamo un problema di sicurezza dei lavoratori nel cantiere, incidenti, fatalità, e abbiamo fatto uno studio sulla sensoristica avanzata per mappare in tempo reale gli spostamenti e la presenza delle persone del rischio. Invenzione di una tecnologia augmented reality per la promozione del territorio. Abbiamo lavorato con Venezia, con la Biennale, rispetto a una guida su Palmare portatile fatta dalle voci degli abitanti della città. Quindi siamo andati a Castello a fare il recruiting del panettiere piuttosto che il pescatore, che hanno raccontato la loro Venezia attraverso immagini, suoni, e portano il visitatore a visitare magari la loro casa oppure a incontrare quindi una nuova idea di turismo però sposata con la frontiera tecnologica. Il tutto lo facciamo in un'ottica di analisi scientifica, perché tutti i dati generati, per esempio i dati telefonici, li utilizziamo per capire come funziona la città, dove sono i picchi di traffico, dove sono le persone, gli esercizi commerciali
favoriti da una densità di persone e via dicendo, e avviare un dibattito pubblico globale sulla tecnologia, partecipando a questi grandi eventi come il COP15 di Copenaghen, la Biennale, il MoMA e via dicendo. Riusciamo ad avere accesso a un media mondiale che ci dà visibilità e che innesca dei dibattiti importanti, per esempio sulla privacy. Siamo stati ovviamente molto dentro questo tipo di dibattiti, li abbiamo anche sollecitati con i nostri progetti. Ecco, tornando e chiudendo con perché siamo qui e cosa vogliamo fare. Allora, io ho riscontrato un allineamento perfetto con Galileo per questi motivi. Il motivo principale è che Galileo ha un rapporto sostanziale col tessuto produttivo, e mi spiego cosa intendo dire. Io sono anche imprenditore, oltre che essere diciamo, il responsabile del trasferimento tecnologico in Europa del nostro laboratorio, e so quanto sia importante il prodotto e quanto gli imprenditori siano alla fine innamorati del prodotto. Ecco, Galileo rispetto ad altre realtà del trasferimento tecnologico lavora sulle funzioni di linea piuttosto che le funzioni di staff, quindi il prodotto piuttosto che la formazione e i servizi, attraverso il design industriale e attraverso la componente sui materiali. Lavorare sul prodotto consente a noi innanzitutto una condivisione di approccio e di etica, quindi un approccio molto ingegneristico, un approccio anche modesto se volete, perché chi lavora sul prodotto è chiamato ad andare in profondità, magari concentrarsi su un problema ben definito piuttosto che spaziare in tante cose, distribuire le energie, quindi noi apprezziamo molto questo. E poi abbiamo visto una complementarietà rispetto alle operazioni sul prodotto che fa già Galileo, quindi materiali e design, con le operazioni un po' più, diciamo, futuristiche, se volete meno legate al domani dell'impresa, però comunque di visione che facciamo noi sulla sensoristica e sul digitale. E quindi abbiamo creduto che ci potesse essere complementarietà nell'andare a presentarsi ad imprese in questo modo. Ecco, ad oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto soprattutto del porta a porta con delle imprese importanti del territorio, alcune municipalizzate, Acegas, APS, ACAP, alcune realtà diciamo che vivono puramente sul mercato come Care, da qui a Brugine. Sono stato a Area Science Park un paio di settimane fa per capire in che modo magari triangolare una collaborazione anche con loro, e chiaramente le porte ci vengono aperte, si riesce a diciamo innestare una vision. Quello che sorprende è trovare grande apertura verso discutere la vision, anche forse proprio per il fatto che la crisi ci costringe a essere a guardare a domani, quindi si ha molto piacere a guardare oltre domani. Chiaramente da lì a creare un nuovo progetto c'è forse più difficoltà, però ho visto che sulla sensoristica, per il tracciamento di oggetti in ambito logistico, ci potrebbero essere nuovi spazi, magari con dei bandi europei. Insomma, stiamo facendo delle considerazioni al riguardo. Abbiamo esposto la nostra bicicletta, che avete visto, qui alla Fiera di Padova, in occasione di Bike Expo. L'abbiamo fatta provare a Ivo Rossi sotto gli occhi della stampa. Abbiamo appreso che verranno mandate 100 biciclette a livello prototipale dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con Ducati Energia a Padova, e poi stiamo pensando magari a un evento più a livello comunicazione in cui invitiamo delle aziende innovative del territorio, ma magari dell'intera Italia, e in cui a quel punto saranno le aziende veramente interessanti che si fermeranno a parlare con noi, ci sarà facilitata diciamo l'avviamento di nuovi progetti. Altre opportunità che vediamo è agganciarci a degli grandi eventi su cui ci sono dei grandi investimenti pubblici, per esempio l'Expo del 2015 a Milano. Stiamo già lavorando con Indesit per la cucina del futuro, perché abbiamo come MIT in mano un pezzo di un padiglione, quindi diciamo come MIT riusciamo ad aprire delle porte in grandi eventi verso cui chiaramente delle aziende interessate possono farsi avanti, ovviamente poi andando a lavorare solo nel merito dell'idea del progetto, in modo forse anche testato, però crediamo che sia poi quella la nostra linea.
Quindi ringrazio ancora il Parco Galileo per ospitarci in questa fase, diciamo, ancora di insediamento, però in un tentativo di avviare delle collaborazioni fattive.